Filiale della Pieve di Tarso, la prima attestazione di una chiesa dedicata ai santi Gervasio e Protasio risale al 1216. Divenuta parrocchia nel XV secolo, l'attuale chiesa viene consacrata nel 1758 dal vescovo di Ceneda Lorenzo da Ponte. La facciata principale di impronta neoclassica ospita sopra il portale una nicchia contenente una statua lapidea. All'interno, l'unica concessione alla sobrietà figurativa dell'apparato decorativo è costituita dal grande affresco della Gloria dei Santi Gervasio e Protasio, realizzato nel 1775 sul controsoffitto da Giobatta dal Colle. Degna di nota è la pala seicentesca dell'altare maggiore di Silvestro Arnosti, lo stesso autore dei due quadri in controfacciata. Le statue dei patroni ai lati dell'altare maggiore sono di Giovanni Marchiori da Caviola, esponente del tardo barocco veneto. L'altare laterale di San Giuseppe è ornato da una pala attribuita a Egidio Dall'Oglio da Cison, mentre per l'altare di Santa Caterina è Giovanni Sasso l'autore della tela delle Sante Martiri. La statua lignea sull'altare di Sant'Antonio da Padova è di autore gardenese, mentre quella dell'altare del Rosario è di Valentino Pancera Besarel, da Zoldo. L'organo, commissionato nel 1859 a Giovanni Battista de Lorenzi, fu suonato nel 1943 dal compositore ebreo Kraus Elka da Vienna, che si era rifugiato presso il parroco Don Antonio Biesentin, per il quale compose 4 canti sacri. Il santuario della Beata Vergine di Loreto, attestato nel 1551 in occasione di una locazione, è introdotto da un pronao. Al suo interno un altare in marmo sostiene la pala dipinta nel 1613 da Francesco Fregi Melega. Meta di pellegrinaggi, il santuario è adorno di moltissimi ex voto risalenti al XVII secolo. Sulla torre mozzata sono state ricollocate nel 1922 le 3 campane trafugate durante la Grande Guerra. La maggiore rappresenta la popolazione di Corbanese sita in piano, la mezzana la gente dei colli di Piai e Castagnera e la piccola gli abitanti di Foltran e Mondragon. Sugli ameni declivi della gioconda alma terra corbanesana, le 3 campane vibrano ancora, intonando l'Ave Maria.